Ciò che dovrebbe essere un passaggio ordinario, pur nella straordinarietà dello strumento, l'esercizio provvisorio, la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio, oggi diventa un enorme tema politico. La prima questione è il fatto che questo provvedimento arriva in aula dopo che abbiamo chiesto più volte, esercitato pressioni anche dall'esterno di questo Consiglio regionale affinché la Giunta, anziché percorrere la strada della gestione provvisoria, adottasse la delibera di Giunta di esercizio provvisorio. Eppure in una certa fase della nostra discussione sembrava davvero che l'irresponsabilità potesse prevalere. Lo stesso assessore Calzavara più volte in Commissione ha ribadito come la possibilità della gestione provvisoria era un'opzione valutata e che sarebbe spettato esclusivamente al Presidente della Giunta regionale Luca Zaia l'ultima parola sul punto. Ma addirittura noi arriviamo in aula alla discussione della delibera per l'esercizio provvisorio quando la Giunta l'ha approvato ancora prima dell'indizione della data delle elezioni, a dimostrazione che anche su questo fronte il percorso era chiaro, ma ancora una volta le istituzioni erano, come dire, considerate una parentesi e un di cui. Tant'è che la Giunta licenzia l'esercizio provvisorio l'8 di settembre e, come sapete, il Presidente Zaia firma il decreto di indizione delle elezioni il 18 di settembre, indicando come data delle elezioni l'ultima data possibile, non la prima utile dal 18 di settembre in poi, a dimostrazione del fatto che, al netto di quello che ci diciamo dentro questo Consiglio regionale, che evidentemente vale quello che vale, il disegno che il Presidente Zaia e la Giunta, diciamo come corresponsabilità, avevano in mente era già abbastanza chiaro. Tutti già sapevano, tutti già sapevate gli intendimenti del Presidente rispetto alla scadenza elettorale, e cioè della volontà del Presidente Zaia di farci votare nell'ultima data possibile come certificata e che mai è stato preso in considerazione la possibilità invece di scegliere altre date. Su questo poi tornerò. E allora noi oggi ci troviamo sotto il profilo tecnico a votare la richiesta di autorizzazione della Giunta all'esercizio provvisorio, sapendo però esattamente che questa richiesta tutta tecnica deriva direttamente dalla volontà politica del Presidente Zaia e della Giunta della Regione del Veneto di votare a fine novembre. E io mi sono lungamente interrogata sul perché fosse proprio così necessario fare in modo che il Veneto si comporti come la Campania e come la Puglia, che non sono esattamente, almeno nel vostro racconto storico, i punti di riferimento, le eccellenze, le regioni benchmark con le quali ci dovremmo confrontare. Non faremo cioè come hanno fatto le Marche, non faremo neppure come ha fatto la Calabria, ma decidiamo di andare a votare, anzi il Presidente in maniera totalmente unilaterale ha deciso di costringerci ad andare a votare nell'ultimo giorno utile. È fatalità, è la decisione che hanno assunto tutti i Presidenti che hanno finito la loro, per ragioni istituzionali, la loro esperienza da governatore, perché ciò che accomuna Vincenzo De Luca, Michele Emiliano e Luca Zaia è che sono presidenti arrivati a fine corsa. I primi due, come tutti gli altri, dopo 2 mandati, il nostro addirittura dopo 3. E allora evidentemente c'è un filo rosso che tiene insieme sul piano politico queste 3 regioni e soprattutto questi 3 candidati, questi 3 governatori uscenti. La pervicace volontà di restare a fare quel mestiere lì, non potendo più continuare a farlo perché la legge glielo vieta, fino all'ultimo giorno utile. Allora io vi chiedo, ma a voi sembra davvero normale che la dinamica democratica che sta dentro questa regione, come in tutte le altre, debba sottostare al bisogno di protagonismo, alla necessità di stare attaccato alla poltrona dei governatori che non si possono ricandidare? Perché il Presidente della Regione Marche, che si poteva ricandidare, ha convocato gli elettori il primo giorno utile, ma anche lo stesso Presidente uscente della Calabria, appena possibile, ha chiamato al voto. Invece noi no. Il Veneto, come la Campania e come la Puglia, ha attaccato alla poltrona del governatore fino all'ultimo giorno utile.
Peraltro questa è una decisione che arriva dopo che abbiamo assistito per anni, per mesi, ad un teatrino davvero imbarazzante che ha ridotto la politica della nostra regione a una telenovela, direi. Prima con ormai le note vicende legate al tentativo del presidente Zaia, molto isolato perché nessuno dentro la maggioranza di governo, qualcuno neppure dentro il suo stesso partito, ha mai avuto intenzione di concedere un bis, un tris al nostro Presidente, però per anni ci ha tenuto bloccati nel dibattito: per favore fatemi fare il 4º mandato, perché io sono il più amato dai veneti, esattamente come De Luca, esattamente come Emiliano, il filo rosso che tiene insieme queste 3 regioni. Poi abbiamo dovuto assistere al teatrino di cercare di convincere il governo addirittura a prorogare la legislatura, perché essendo il presidente migliore e più amato d'Italia, a vita dovrebbe farlo, secondo lui, questo ruolo e questo compito. Archiviata anche questa possibilità, perché grazie a Dio in Italia, malgrado Zaia, esiste un Presidente della Repubblica che ha ben presente quali sono i limiti che la Costituzione pone anche allo strapotere e anche allo straconsenso. È arrivata addirittura la goffa richiesta al Consiglio di Stato. Ci avete fatto perdere 3 settimane per chiedere al Consiglio di Stato, per fare al Consiglio di Stato la domanda più banale che si potesse fare: ma vale di più una legge nazionale o una legge regionale? Pure questa umiliazione avete dovuto far subire alla nostra regione pur di guadagnare un giorno in più, un mese in più, un anno in più, ma non per voi, per il presidente Luca Zaia su quella sedia. E quindi oggi arriviamo qua e arriviamo con una data della convocazione delle elezioni talmente avanti che forse, non so se sia la causa o l'effetto, va anche messa in relazione con le difficoltà che il centrodestra oggi sta incontrando nell'individuare il successore, il candidato futuro del centrodestra alla presidenza della Regione del Veneto. Tant'è che oggi ci troviamo nell'imbarazzo. Presidente? No, lo so, però. Vabbè, aspetto. Sì, vi aspetto che finite di confrontarvi tra voi, non ho fretta. Grazie Presidente. Stavo dicendo che certamente questa possibilità di votare nell'ultimo giorno utile è importante per il centrodestra, che sembra avere una forte necessità di prendere tempo per trovare una sintesi tra i vari partiti. Allora anche qua, a proposito di esercizio provvisorio, Presidente, a proposito di bisogni degli elettori, di esercizio democratico del voto, di programmi elettorali, di proposte su come affrontare le difficoltà, e noi anche su questo siamo costretti da mesi ad aspettare che le altre regioni, sempre quelle benchmark per noi, le Marche, forse persino la Calabria, diano indicazioni sui partiti che compongono la coalizione di centrodestra per capire chi potrà fare il candidato presidente alla nostra regione. In questo imbarazzo generale per cui il centrosinistra, che è pronto con liste, coalizioni e candidati da 2 mesi, non ha neppure l'interlocutore con cui confrontarsi su proposte e programmi. E sarebbe anche accettabile questa necessità di prendere tempo per scegliere il candidato se la scelta dipendesse o sembrasse dipendere dai contenuti di programma, perché vede Presidente, è chiaro che dopo 15 anni di governo a guida Lega, direi quasi monocolore, si chiude una stagione, c'è la necessità effettivamente di confrontarsi rispetto a un mondo che è cambiato, anche una regione che è cambiata, e quindi valutare altri equilibri, altre proposte politiche su cui determinare il futuro di questa regione. Invece no, siamo qua soltanto ad occuparci tra chi
dovrà vincere il braccio di ferro, sembra, tra Lega e Fratelli d'Italia, e avrà la possibilità, insomma, di esprimere il candidato presidente. Questo c'entra con il bilancio provvisorio, Presidente Ciambetti, perché noi ci stiamo rendendo conto di come in questi ultimi mesi, diciamo in maniera plateale, come è fisiologico che sia quando finisce un impero, no? E c'è un po' di sfilacciamento nelle truppe. Ma noi da mesi stiamo assistendo ad una amministrazione regionale che ha smesso di occuparsi dei bisogni del Veneto ed è tutta concentrata a organizzarsi per governare le beghe interne a quella stessa maggioranza. E quindi la data del voto che si sceglie in base a quanto deve restare Zaia seduto su quella poltrona, e dunque aspettiamo il voto nelle altre regioni per decidere chi sarà il candidato presidente. E tutto questo ci porta oggi a dover votare un provvedimento che tecnicamente si capisce poco per come si chiama, si dice autorizzazione all'esercizio provvisorio, ma sostanzialmente è un provvedimento che impedirà alla prossima amministrazione regionale, qualunque essa sia, di poter governare i primi mesi del 2026 avendo a disposizione tutte le leve e tutte le risorse che normalmente il bilancio delle regioni, inclusa la nostra, mette a disposizione delle amministrazioni regionali. L'esercizio provvisorio è quello che consente solo le spese correnti, tutte da fare in dodicesimi, che consente solo le spese obbligatorie, che consente il finanziamento solo del comparto sanità, che consente le spese di investimento solo legate al PNRR o agli investimenti CIPE o ai fondi comunitari. Ma è un esercizio, una modalità di gestione del bilancio che impedirà nuovi investimenti, che impedirà una programmazione per un anno intero delle prossime scelte regionali. Allora guardate che è facile dire non abbiamo fatto scelte diverse per lasciare libera la prossima amministrazione di decidere come impiegare i soldi e al contempo mettere la stessa prossima amministrazione nella condizione di avere le mani legate, perché per ben un terzo del proprio primo mandato, del primo esercizio che avrà a disposizione, non potrà fare niente perché voi l'avete messa nelle condizioni di non poter fare niente. E allora la prima considerazione su questa autorizzazione all'esercizio provvisorio parte proprio da qua. Se noi avessimo fatto, ad esempio, come ha fatto le Marche, che sono andate al voto proprio ieri, il 30 di settembre avremo il nuovo Consiglio regionale costituito e avremmo avuto tutto il tempo per poter approvare il bilancio di previsione nei termini che la legge prevede per le buone amministrazioni. 5 anni fa votammo il 20 settembre del 2020 e riuscimmo serenamente ad approvare il bilancio di previsione nei tempi consentiti dalla legge. Allora la scelta di votare a fine novembre e dunque obbligarci all'esercizio provvisorio, siccome ho cercato di spiegare perché la data delle elezioni è finita così avanti nel tempo, è una scelta politica che scarica sui veneti e sui bisogni di questa regione le necessità di una parte dell'arco costituzionale, della maggioranza e in particolare del presidente uscente. Ora, avete trasformato per 5 anni questa regione nel palcoscenico per un unico personaggio. Tutto ciò che è accaduto in questi 5 anni non è servito ai veneti, è servito al presidente uscente per accrescere il proprio consenso. E questa delibera che oggi ci sottoponete in aula è soltanto la certificazione nero su bianco di questa fine ingloriosa che state facendo fare al presidente Zaia e anche alla nostra regione. Perché io, guardi, Presidente, ritengo sempre legittima la ricerca del consenso personale. Facciamo politica, sappiamo come si fa. Ma la ricerca del consenso personale non può, non dovrebbe mai danneggiare i cittadini e le imprese della nostra regione. Tanto che addirittura questa volontà pervicace con la quale volete costringere il Veneto alla gabbia dell'esercizio provvisorio, oltre che essere un favore al presidente Zaia, sembra persino un dispetto per chi verrà dopo. Sembra quasi che lo vogliate fare apposta per fare in modo che se il prossimo presidente di regione non sarà della Lega,
non sarà del centrodestra, debba partire con l'handicap di un bilancio blindato. E allora la buona amministrazione, lo dico soprattutto a chi in questi 5 anni ci ha sempre spiegato che il bilancio della Regione del Veneto è perfetto, che i conti sono in ordine, che non abbiamo problemi con la Corte dei Conti. La qualità di un bilancio e la capacità della buona amministrazione si misura principalmente con cosa lasciamo a chi verrà dopo di noi. La politica è così, invece voi la interpretate come la politica dell'oggi. Per 10 anni, per 15 anni non abbiamo messo l'addizionale IRPEF e chi se ne frega se abbiamo costruito e messo a questo punto il bilancio nelle condizioni di essere alla canna del gas, di fatto obbligando chi ci sarà dopo di voi a fare delle manovre fiscali, capaci tutti di fare così, di gestire la cosa pubblica in questa maniera irresponsabile. E quando si gestisce così si sta dando un messaggio chiaro. L'obiettivo non è garantire i servizi e le prestazioni che servono ai cittadini del Veneto. L'obiettivo al centro del vostro interesse c'è cosa dobbiamo fare per aumentare il nostro consenso, per essere sicuri di salvarci la faccia. E chi se ne frega se per salvare la vostra faccia e per incrementare il vostro consenso la prossima amministrazione regionale dovrà gestire un bilancio da un lato blindato e dall'altro la canna del gas. Perché l'esercizio provvisorio, mi avvio alla conclusione, Presidente Ciambetti, non sarebbe un dramma in sé, mi rendo conto. Sebbene sia una modalità di gestione del bilancio fuori dalla buona amministrazione, quindi già approvare questa richiesta di autorizzazione è ammettere che la retorica della vostra buona amministrazione era finta ed è finta. L'esercizio provvisorio non è impossibile da gestire, soprattutto per una macchina così perfetta come la Regione del Veneto. Ma se non è un dramma, è un limite oggettivo nella capacità che la prossima amministrazione regionale avrà di muoversi. E non è una variabile indipendente quando questo avviene e quando non avviene. Fa ridere che il Presidente Zaia dica ma è già successo nel 2015 e non è morto nessuno. Ma noi dobbiamo pensare alle condizioni economiche e sociali all'interno delle quali nel 2015 l'amministrazione di allora ha utilizzato l'esercizio provvisorio. E dobbiamo invece pensare cosa significa nel 2026 per questa Regione, con questi bisogni, l'esercizio provvisorio. Perché il 2026 non sarà un anno qualsiasi, anche per la Regione del Veneto. Perché oggi siamo più in difficoltà di come eravamo nel 2015. Perché oggi rispetto al 2015, non so se ve ne siete accorti, Assessore, ci sono una montagna di bisogni a cui noi non siamo in grado di rispondere. Citerei le borse di studio, ma so che è un argomento che vi interessa poco. Posso citarvi le case di riposo, che hanno necessità di risorse nuove. Con la collega Bigon le abbiamo quantificate in 100 milioni di euro. Posso citarvi il mondo della scuola, che in questo momento non è in grado di affrontare gli aumenti dei costi e il calo demografico. Posso citarvi il tema dei servizi all'infanzia. Posso citarvi il tema della sanità, colleghe e colleghi. Siamo in una fase storica in cui, proprio per raccontare le cose più facili, il bilancio della sanità veneto e nazionale non è in grado di rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia e la cui necessità di cura cresce. In questa condizione noi siamo chiamati ad esercitare l'esercizio provvisorio, ma non lo dico io, non so se ve ne siete accorti, me l'hanno detto le organizzazioni di categoria, le rappresentanti delle imprese, le categorie artigiane, vi stanno dicendo attenzione, assumetevi la responsabilità di governare il passaggio alla prossima amministrazione con serietà. Il mondo dell'agricoltura vi chiede risposte e voi non solo non siete stati in grado di darle in questa amministrazione, ma volete già mettere anche la prossima nelle condizioni di non essere nelle condizioni di darle. Altrimenti, se non fosse così, Assessore Calzavara, mi chiederei perché lei stesso più volte nella Commissione Bilancio ha parlato di inevitabilità di fare delle riforme fiscali. Ma se voi foste così sicuri,
di aver governato bene, di aver dato risposte a tutti i bisogni, di avere un bilancio in grado di sostenere ancora i bisogni che emergono, perché voi stessi già dite che l'aumento dell'addizionale IRPEF sarà inevitabile? Perché lo sapete pure voi che con il bilancio così come l'avete costruito in questi anni non si va da nessuna parte. E sempre a proposito di irresponsabilità e di esercizio provvisorio, pur sapendo che avete ridotto il bilancio della Regione alla canna del gas, pur sapendo che metterete in difficoltà la prossima amministrazione regionale, costringendola per almeno 4 mesi all'esercizio provvisorio, non contenti di lasciare dopo di voi queste macerie, con l'esercizio provvisorio impedite anche alla prossima amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, di introdurre immediatamente l'addizionale IRPEF. Ecco perché sono arrivata a pensare che non sia solo irresponsabilità. Ecco perché sono arrivata a pensare che non sia soltanto per farvi gli affari vostri, ma che ci sia persino una volontà di fare un dispetto a chi, dopo di voi, verrà a governare questa regione, che dovrà fare i conti con i buchi che gli avete lasciato. Cito la Pedemontana senza entrarci nel merito solo perché rimanga agli atti, con i bisogni che crescono a cui non avete dato risposta, con un sistema produttivo in difficoltà, con un sistema sociosanitario che ha bisogno di supporti a partire da quell'obbrobrio che avete messo in campo che si chiamano ambiti territoriali sociali e che non so se ve ne siete resi conto, non sono in grado di partire perché non ci avete messo i soldi e neppure costruito le condizioni perché gli amministratori locali affrontino da solo questa sfida. Non si potrà mettere l'addizionale IRPEF perché appunto siete guidati dalla logica del muoia Sansone e tutti i filistei. Per almeno 4 mesi il bilancio sarà un esercizio provvisorio, ma questa è davvero l'eredità, anzi, Assessore Calzavara, la legacy, che vi piace tanto adesso chiamarla così, la legacy della stagione Zaia, un bilancio bloccato, i bisogni inascoltati. Tutte queste cose e su tutte queste cose avremmo voluto confrontarci in maniera chiara, trasparente, legittima con il Presidente della Giunta oggi. Perché se stiamo non soltanto discutendo un documento tecnico, ma anche celebrando un passaggio politico di fine legislatura, è davvero incredibile che il playmaker di questa legislatura, di questa stagione, abbia deciso di non venire oggi in quest'Aula. E guardate, non è uno smacco alle opposizioni. Come sapete bene, siamo riusciti a parlare lo stesso col Presidente e a dire a lui cosa pensiamo di questo atto. È uno smacco per il Consiglio regionale. Presidente Soranzo, lo dico a lei a nome della Presidenza del Consiglio. Noi ci candideremo e ci siamo candidati per stare in quest'Aula perché siamo convinti che il confronto democratico, la dialettica, il luogo della democrazia, che è il Consiglio regionale, sia un luogo importante, che debba essere rispettato. Ma come abbiamo potuto, come avete potuto per tutta questa legislatura, in maniera serenissima, accettare l'umiliazione di un Presidente di Regione che ha fatto il bello e il cattivo tempo e che addirittura vuole orientare le sorti della prossima amministrazione regionale accettando la vergogna che non abbia mai ritenuto necessario venire qui e rendere conto delle scelte che ha assunto, assumersi la responsabilità di aver reso tutti noi, non solo i consiglieri di opposizione, inutili alla vita democratica di questa regione. E allora siete tutti complici del fatto che le decisioni in questo Consiglio non vengono assunte nella pienezza delle nostre funzioni. E voi, come gran parte della Giunta, passate le carte delle decisioni che il padrone assoluto del Veneto ha assunto anche per voi. Ecco, noi a questo schema di gioco non ci stiamo. Noi pensiamo che invece la democrazia passi attraverso il confronto. Siamo convinti che essere in questo Consiglio regionale significhi rappresentare con dignità quei cittadini, pochi o tanti, che ci hanno chiesto di venire qua e rendere conto delle loro necessità. E anche l'atteggiamento arrogante per chi
tanto ha il consenso, tanto ha vinto prima e vincerà dopo, da ritenere quest'Aula inutile, noi su questo piano di discussione non ci stiamo. E quindi riteniamo gravissimo che il Presidente Zaia oggi ce l'ha detto 3 volte, io non vengo, non mi interessa non soltanto discutere con noi, anche sentire evidentemente cosa pensate voi. Ecco, noi in questo schema non ci stiamo e per tutte queste ragioni siamo preoccupati della fine ingloriosa di questa legislatura e a maggior ragione dell'inizio complicato che avete deciso di mettere sulla prossima. Grazie.